Serie B-Win. Tutti i colori della passione. 24esima giornata di Serie B-Win in scena allo stadio Zecchini di Grosseto, dove gli uomini di Viviani ospitano la regina di Gregucci. La vittoria con Albino Leffe è stata una medicina provvidenziale, ma adesso i toscani hanno bisogno di ripetersi per guarire definitivamente e agganciare il treno dei playoff. I calabresi, invece, dopo il tonfo subito in casa contro il Padova, cercano quei 3 punti che mancano da lontano 13 dicembre. Gregucci, che recupera Bonazzoli ed Emerson, farà esordire tra i pali il neoacquisto Zandrini e Angella in difesa. 7° minuto, parte subito forte il Grosseto, Petras in mezzo per Sforzini, la cui conclusione termina al lato di poco. Bravo il centravanti a smarcarsi perfettamente in aria, ma sfortunato nella conclusione. Nel replay possiamo riapprezzare il bellissimo cross di Petras e la conclusione del centravanti. La partita non regala emozioni particolari nei primi minuti e allora Ronaldo al 16° su punizione prova a sbloccare il risultato, ma Zandrini al suo esordio quest'oggi blocca senza problemi. È sempre il Grosseto a fare la partita, 5 minuti dopo è il solito Petras che serve un'ottima palla a Sforzini, ma il centravanti è ancora una volta impreciso e non inquadra la porta. Alla mezz'ora di gioco finalmente la squadra di Gregucci si sveglia con questo gran tiro di viola ai 30 metri, su cui Narcisio fa buona guardia. Buona comunque l'intenzione del baby talento calabrese. Ospiti ancora pericolosi subito dopo su questa punizione dalla destra di Viola, su cui non ci arriva nessuno per la deviazione vincente. 3 minuti dopo la regina costruisce un'altra azione, Rizzo in mezzo per Cerabolo, l'attaccante appoggia per la corrente Bonazzoli, il cui piatto finisce troppo alto. Comunque buona l'azione offensiva della regina che si avvicina al gol dell'1-0. Le squadre vanno a riposo sullo 0-0 e nella ripresa la regina effettua il primo cambio della partita. Esce Freddi e al suo posto entra Cosenza. La prima azione della ripresa è del Grosseto, con Caridi, che tutto indisturbato sfodera un bel destro dal limite, ma il tiro è centrale e Zandrini blocca a terra senza problemi. Subito dopo lo stesso capitano elude l'intervento di Viola e lascia partire un gran diagonale che sibila il palo. Ottimo lo spunto del capitano del Grosseto, vicinissimo al suo 7° gol. La regina non sta a guardare e nell'azione seguente Bonazzoli sfiora il gol con questa conclusione improvvisa. Dopo una fase statica del match, Bonazzoli si rende pericolosissimo con questo gran colpo di testa, su cui Narciso compie davvero una prodezza. Ottimo lavoro di Rizzato sulla sinistra per pescare Bonazzoli e altrettanta ottima la girata del centravanti ex Parma, che trova sulla sua strada uno straordinario Narciso. Nel capovolgimento di fronte, capitano Caridi impecca Sforzini, che di testa non riesce a rendersi pericoloso. Giornata davvero no per l'ex Cluj. 2 minuti dopo è il neonatato Campagnacci a provare a sorprendere Narciso, ma la conclusione esce distante dallo specchio della porta. La regina continua a crederci, questa volta ci prova Barilla, ma il tiro è troppo debole per impensierire Narciso. Poi a scadere, il Grosseto sfiora il gol con questa punizione bomba di Ronaldo, che termina alla destra di Zandrini. Davvero pregevole l'esecuzione del baby talento brasiliano ex Padova, ancora secco questa stagione. Finisce qui, Grosseto e Regina non si fanno male e salgono a braccetto in classifica a quota 33 punti. Un buon pareggio soprattutto per la squadra di Gregucci, che si rialza dopo il tonfo subito in casa contro il Padova.